Oltrevigata all'8ª edizione, oggi la fiera delle associazioni Un libro alla volta, ma non solo questo, un appuntamento ricco di tante novità anche quest'anno. Stiamo assistendo oggi a un interessante dibattito sulla plastic free, un tema di grandissima importanza, ma domani domenica gli appuntamenti soliti per ricordare il grande Camilleri. Domani sì, percorsi d'inchiostro, domani mattina, anzi parto subito con l'invito, vi invito a venire quindi qui a Porto Empedocle alle 10:30 il raduno, si partirà alle 11 con percorsi d'inchiostro, una passeggiata nelle vie del centro storico di Porto Empedocle con delle finestre teatrali curate da Giugiu Gramaglia. Sarà una mattinata bellissima che si concluderà poi in serata con le presentazioni dei libri curate dall'Antonio Liotta, Medinova, e con il concerto dei Camurria. Faremo festa alla fine per concludere queste 3 giornate intense di avvenimenti culturali, di presentazioni di libri, di musica e di arte. Sì, in questo momento c'è in corso il convegno sulla plastic free, un momento molto importante che se ne parla in tutta Italia, perché le plastiche sono davvero un problema da risolvere, perché devono essere riciclate e comunque raccolte, perché non è giusto che arrivino in mare e inquinino terribilmente il nostro mare, compromettendo anche il pescato e tutto l'habitat marino. Chiaramente nel pomeriggio poi ci saranno altre attività e quella più importante, alla quale vi invito a venire, è quella di Attilio Bolzoni. L'ultimo libro di Attilio Bolzoni presenterà il suo libro insieme ad Onofrio Dispenza. Sarà un appuntamento molto importante anche alla luce delle recenti polemiche, delle condanne che sono arrivate, e quindi è un tema molto scottante che va, e devo dire che Attilio ha fatto un ottimo lavoro e soprattutto molto coraggioso. E alla fine, anche dopo la presentazione, ci sarà un altro concerto degli Ara Studio. Insomma, una fiera ricchissima. Il venerdì è stato veramente bellissimo con le scolaresche, i concerti di musica classica delle scuole, e quello curato anche da Salvatore Collura. Insomma, venite perché ne vale la pena. Porto Empedocle c'è Oltrevigata e sarà una festa. Medinova qui a Oltrevigata, ma oltre questo Medinova arriva anche dall'esperienza ormai classica annuale del Salone del Libro, una valutazione anche su dove sta andando l'editoria in genere. Intanto è importante la presenza di Medinova a Oltrevigata, è una continuità e quindi essere presenti qua è un dovere, perché c'è un'organizzazione che funziona e al centro c'è la cultura, e quindi Medinova fa cultura e quindi la presenza è importante. 8 autori Medinova in 2 giornate presentano i loro libri, quindi un momento di importanza strategica. Medinova dove va? Verso una conferma che sempre diventa più forte a livello internazionale oltre che nazionale. Presto usciranno 2 volumi di un autore del Marocco, un romanzo e un'opera teatrale, nella collana dove già è presente la poetessa siriana Maram Almars. La valorizzazione che portiamo su Antonio Russello, presto uscirà il primo romanzo inedito di questo grande scrittore agrigentino. Gli sviluppi, siccome siamo quasi a 100 titoli, ecco, faremo un gran momento, un evento vero e proprio quando raggiungeremo questo numero, che naturalmente significa un grande impegno di tipo editoriale, per cui Medinova ormai è una casa editrice piccola, come la vogliamo definire, ma sicuramente di qualità, e tanti autori di livello nazionale ormai guardano alla Medinova con l'occhio giusto, e avremo presenza di libri importanti di autori abbastanza noti nel campo culturale. Penso che l'impegno speso in questa direzione sta dando i suoi frutti sul piano del cambiamento anche culturale e delle proposte di lettura.